presidente la signora Marezza Pocchiadò. Ecco, e io tiro fuori il bigliettino. Cominciamo dal basso o dall'alto? Dal basso? Dai più poverelli, da quelli che hanno un numero minore di iscritti, ma comunque hanno fatto buona volontà, e questo qui è giusto. Pensa alle altre scuole che non ci sono, ma io andrò poi a tirargli rece a chi non si fa vivo. Si fanno vivi quando c'è da tirare in dentro, quando c'è... Vabbè, allora cominciamo dal sotto, ma che se io faccio così è il sopra. Allora, la scuola elementare, ma ce l'ho qui davanti, Piranesi, che ha 45 iscritti. I denti dove sono i denti? Va bene, dai, arriveranno. Allora, il quarto premio va alla scuola Piranesi, e adesso la Maresa, se ce la fa, e qui ci vogliono persone che hanno muscoli. Allora, sì, anche per la busta ci vogliono i muscoli. Saliamo di un gradino e andiamo a trovare un altro cartello che però non c'è. E vabbè, ma se non c'è il cartello non vuol dire che non ci siano i ballerini. La scuola elementare Diego Valeri, che ha 56 iscritti. Bene, un applauso anche a loro. Adesso arriva 2 ceste. Noi andiamo a ceste noi. E anche fuori gioco. Fuori tempo massimo. Bene, grazie anche alla Diego Valeri, perché quest'anno le scuole hanno raggiunto un totale di 354 iscritti. Siamo alla damigella d'onore. Abbiamo la scuola elementare. No, questa non la voglio. Voglio la scuola elementare Dante. La scuola Dante ha 65 iscritti. Mi pare bene, cosa no? Bravi, 60. Ci siamo. Una cesta. Grazie anche alla scuola Dante. Allora, quanti siete? Non lo so. Quanti siete? Non ci vedo. Io vedo un 8 partendo da destra, poi ne vedo un altro 8 e già questo numero sarebbe sufficiente per essere primi. Ma io davanti ne vedo ancora un altro numero, vedo un 1 e allora sono 188, insomma, dice... Bisogna davvero farvi i complimenti. La scuola Olme è una abituée, è un'affezionata e pesa. Bravissimi. Ma alla scuola Olme ci sono di quelle maestre che hanno i controfiocchi. Bene, ringraziamo tutti gli insegnanti di tutte le scuole che hanno partecipato. In particolare devo dire grazie, io saluto le scuole e mi auguro che l'anno prossimo anche gli assenti si facciano vedere.